La radio è nata all'inizio, sempre da Don Biglietti, all'inizio delle radio private, con una vocazione di radio a livello popolare, cioè una lettura cristiana della realtà popolare. Purtroppo poi è stata affidata a delle persone esterne, le quali hanno avuto un'idea salesiana un po' diversa da quella che intendevamo noi. Loro pensavano di essere salesiani semplicemente perché si rivolgevano ai giovani. Ma se ti rivolgi ai giovani a livello di 10-20 radio rivolte ai giovani che ci sono, non serve. E allora in seguito a questo la radio è stata chiusa. È stata una sofferenza notevole. Io ho lavorato in radio alcuni anni a tempo pieno, quindi lo so bene, ho continuato a collaborare per parecchi anni, per cui è dispiaciuta molto.